Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo podcast. Oggi parleremo del ruolo della dieta antinfiammatoria per la gestione del dolore cronico. Lo faremo con un professionista e amico, Manuele Granieri, e un nutrizionista biologo. Ciao Manuele. Ciao Ale, come stai? Bene, tutto bene, tutto bene. Grazie per essere arrivato, per aver accettato il mio invito. Oh, grazie a te, grazie a te. Il motivo per cui ho voluto parlare di dieta, questo è il primo podcast che faccio riguardo la dieta e la nutrizione, è perché è uno degli aspetti fondamentali, diciamo più olistici, per la gestione del dolore. Molte volte parlo, la maggior parte delle volte parlo di salute mentale, di movimento, e poche volte parlo di nutrizione. Uno perché non sono un esperto a riguardo e due, ehm, perché il mio canale principalmente tratta di fisioterapia. Quindi sono veramente contento che sei qua, sono convinto che daremo un sacco di materiale e informazioni utili per i nostri ascoltatori. Manu, forse è meglio che ti lascio la parola, così magari ti introduci cosa fai, di cosa ti occupi e poi iniziamo con le domande. Ok, ok, grazie Ale. Sì, allora, sono Manuel Granieri, come ha detto Alessio, biologo nutrizionista. Mi sono specializzato, non è il termine corretto, altrimenti ci denunciano, però sono un esperto in nutrizione sportiva, è un ambito che tratto e mi piace molto e nei miei vari aggiornamenti comunque ho fatto qualcosa legato all'infiammazione, quindi c'è stato un corso abbastanza lungo che ho seguito, quindi su questa parte qua dovrei essere comunque un esperto con il titolo che ci hanno dato al corso. E poi va bene, nella mia parte ambulatoriale di studio privato tratto sia i diversi casi classici di dimagrimento, ricomposizione corporea, per poi andare su qualcosa di un po' più patologico, quindi molti casi di ipotiroidismo o Mhm. tiroiditi, quindi problemi legati alla tiroide. Dal punto di vista infiammatorio, alcuni casi di artrite reumatoide, sì, alcuni casi di osteoartrite al ginocchio mi è capitato, fibromialgia pochissimi, però qualcuno c'è stato, endometriosi, eccetera, eccetera. Nel senso, finché diagnosticato da un medico, che deve essere così, Sì, tratto alcuni casi, poi magari collaborando sia con osteopati che fisioterapisti ti arrivano delle casistiche, quindi è la gestione dell'infiammazione a 360 gradi. Quindi quello che tu dicevi prima, non ho trattato molto dell'alimentazione, ma può essere inerente, io ti rispondo assolutamente sì, perché il mio lavoro e il tuo sono collegati, sono intrecciati, quindi l'intervento multidisciplinare, poi in alcuni casi, parlando di fibromialgia, magari anche lo psicologo, molto utile, perché delle volte il dolore diventa talmente incisivo sulla qualità di vita di una persona che anche mentalmente puoi avere un calo anche emotivo. Quindi ogni certo, professionista ha il suo pezzettino, è giusto? certo, certo, si intrecciano. Quando parliamo di infiammazione, parliamo di infiammazione in questi casi un po' differente dalla solita infiammazione magari che arriva dopo una frattura. Infatti parliamo di infiammazione sistemica o comunque basso grado. Correggimi se poi non le dico cavolate. Ehm, che appunto sono infiammazioni che non sono così eh, rintracciabili magari dalle analisi del sangue, giusto? Come si differenzia questa tipologia di infiammazione? Perché uno pensa sì, ho dolore, è infiammata la cervicale, ma poi in realtà non è la stessa infiammazione che succede dopo un vero trauma. Sì, Da questo esatto, la punto di vista differenza come la è... vedi? Sì, esatto, la differenza è come dicevi tu, acuto, quindi ho avuto un trauma e subito posso riscontrare con determinati tipi di analisi. Invece l'infiammazione cronica di basso grado, definita anche silente, perché è lì e magari non si fa percepire, ma comunque ha una sintomatologia ed è caratteristica di diversi aspetti, dall'obesità all'artrite alla fibromialgia, quindi
è sempre da tenere sotto controllo e debellare, ma a livello ematochimico qualcosa ce lo dice, ma ci possono essere anche dei falsi positivi o negativi sulla questione. Noi potremmo andare sull'ematochimico, andare a vedere la proteina C reattiva, l'omocisteina, andare a vedere, ma anche sul comparto leucocitario, quindi sui neutrofili, su tutta la parte dei globuli bianchi, per intenderci, e i livelli piastrinici. Se sono troppo alti, qualcosina ci può fare un attimo punzecchiare il naso. Ho anche dei valori tiroidei, mettendo tutti, quindi TSH, FT3, FT4, almeno come preliminare, vedere sui tre se c'è qualcosa, perché comunque la tiroide ne risente sempre in questi casi, anche se non è mai stata diagnosticata un ipotiroidismo, ti faccio un esempio, se non stiamo benissimo e l'infiammazione c'è, la tiroide potrebbe funzionare meno. Comunque, come dicevo, non sono un medico e quindi tutta questa parte qua poi deve essere valorizzata da professionista che è un medico. Però ci possono essere alcuni punti da tenere in considerazione, come dicevo, banalmente, un'omocisteina troppo alta, magari indice che c'è qualcosa che non va. Proteina C reattiva, anche lì c'è qualcosa che non va. Ok, ok. E i sintomi quali potrebbero essere dal punto di vista corporeo? Quindi se uno pensa, ok, potrei avere una problematica di infiammazione sistemica, è vero, dovrebbe andare a farsi chiedere una diagnosi da un medico, però ci sono dei sintomi particolari che tu riscontri quando dici, ok, mal di stomaco, dolori diffusi, come potresti leggerla tu? Dal tuo punto di vista. No, no, e su quella parte lì poi, vabbè, ovviamente essendo un nutrizionista guardo più quella parte lì, però la presenza di gonfiore addominale, stipsi, oppure alvo alterno, quindi Mm, diarrea, stipsi che si alternano, oppure una diarrea profusa, quindi supponiamo anche una disbiosi intestinale è collegata a questi vari aspetti, quindi soprattutto con la fibromialgia si riscontra parecchio oppure banalmente dolori sulla cervicale, molta emicrania. E quindi si mhm, può vedere dal punto di vista dello stile alimentare se, comunque studiando l'alimentazione tipo del paziente, capisce se magari ci sono degli eccessi da tenere monitorati sotto controllo. ok, Quindi ci sono un po' dei segnali dove stanchezza cronica. Quindi un'astenia, allora uno ci va a ragionare e poi facendo tutta la parte di anamnesi, magari ci sono dei punti che ti fanno accendere la lampadina e dire potrebbe essere questo, verifichiamolo con un medico che magari fa una diagnosi. Oppure, come succede la maggior parte delle volte, si arriva dal nutrizionista con una diagnosi già. Quindi ok, ho questo, cosa possiamo fare dal tuo punto di vista per migliorare? E ci si mette giù a tavolino e si fa la visita e si esce, emerge sempre qualcosa, ecco. ok. Quando parliamo di dieta antinfiammatoria, giusto per capire, perché ovviamente è un termine ombrello, cosa intendiamo come dieta infiammatoria, antinfiammatoria? Ok, e qui diciamo che potremmo mettere i piedi su una mina, nel senso che non c'è proprio a livello di evidenze scientifiche, a livello di scienza, non si può definire la dieta antinfiammatoria come la dieta mediterranea. Quindi dieta mediterranea appurata, esiste, patrimonio dell'UNESCO. Sulla dieta antinfiammatoria, cioè, comunque per gli addetti ai lavori esiste, nel senso che bisogna adottare il regime giusto per debellare l'infiammazione del paziente. Quindi ci sono diversi approcci che si possono utilizzare, non ce n'è uno predefinito, anche se un lavoro di Rondinelli come pubblicazione scientifica e tutti i suoi collaboratori hanno stilato una piramide alimentare antinfiammatoria, quindi sono delle indicazioni che potrebbero andare bene un po' per tutti su quello che possono fare, quindi alimenti da mangiare con una maggiore frequenza, immaginiamo frutta, verdura, cereali integrali, pesce, legumi
per poi andare man mano a salire con un consumo di carni bianche, uova, carne rossa, dolci e bevande alcoliche in cima. Però, come dicevo, sì, è un razionale, potrebbe andare bene per la maggior parte delle persone, però se invece pensiamo, come dicevo, in fibromialgia ci sono molti casi di disbiosi intestinale. Ecco, se fai mangiare a una persona che ha una disbiosi così tanta frutta, verdura, cereali integrali, legumi, in un momento che il suo intestino non lo riesce a accettare, mandi in burnout quella persona, non te lo regge quella piramide alimentare. Per quello vi dicevo, sull'antinfiammatorio bisogna fare la cosa giusta per la persona, non per Mhm. i dettami. Quindi Ok, la cosa... ok. Quindi per ogni patologia quasi, o per ogni persona, diciamo che la fibromialgia potrebbe avere queste problematiche di gestione di questi prodotti, li togliamo, proviamo con altri. Ok. Per esempio, appunto, molto spesso si parla di farine, no? Di farine. Nella dieta antinfiammatoria, che poi magari questo è anche un mito, il fatto del carboidrato, delle farine, bisogna toglierle, bisogna tenerle. Come la vedi tu? Se dovessi avere una persona qui di fronte a te che dice che io soffro di fibromialgia, so che, premettiamo che comunque la causa della fibromialgia non è la dieta errata, Mhm. ma potrebbe semplicemente magari influenzare, essere uno dei fattori. Come la vedi tu dal punto di vista, ok, ti chiedo, devo mangiarla sì o no, la pasta? Quante volte? Che tipologia di pasta, tipologia di carboidrato devo magari ehm, dare più enfasi? Ok. No, no, bella domanda Ale, perché comunque le evidenze scientifiche cosa ci dicono? Che come in tutto, prendiamo il caso della fibromialgia, essendoci già un'infiammazione cronica di basso grado da gestire, se ci mettiamo il fatto che la maggior parte delle persone poi ha una carenza di alcune vitamine, tipo quella del gruppo D, quelle del gruppo B, comunque anche micronutrizionale, se ne associamo tutte queste carenze, un sistema immunitario già un po' inficiato, non è tanto la farina in sé, perché è stato visto che una dieta priva di glutine per un periodo sulla fibromialgia ha una funzionalità. Quindi dipende tu come arrivi, nel senso non è il glutine o no, ma dipende come stai in quel momento. Se serve toglierlo, caspita, subito, lo togliamo subito, altrimenti non ne usciamo. Ma è tutto quello che fai, perché poi la cosa più facile è troviamo il colpevole, glutine, ma cattivone di turno, basta, via, non mangi più né pasta né riso, niente, Sì. né pasta e pane, scusate, riso sì, perché è senza glutine, però è quello. Sulle farine dipende come ci arrivi, però è stato visto che se non debelli l'infiammazione ci può essere una sensibilità al glutine non celiaca. Quindi cosa significa? Scusate, non sono celiaco, ma se mangio prodotti contenenti glutine sto malissimo come se fossi celiaco. Quindi lì magari si fa una pulizia, si fa una dieta priva di glutine e una reintroduzione. Sì, si fa diverse volte perché si arriva da un periodo, come dicevi, non è l'alimentazione la causa principale della fibromialgia, ma può essere un fattore che mi va ad aumentare l'infiammazione. Quindi il paziente mangia e sta male. Sì. Ci sta. L'ho riscontrato diverse volte, quindi cosa si va a fare? Andiamo a mettere, ma come faccio con tutti i pazienti, mettiamo ordine nella giornata alimentare, andiamo a capire se bisogna attuare qualche protocollo o no, perché dipende, e poi da lì man mano si riparte, ma quello che si cerca di fare è poi avere una dieta equilibrata, varia, se non ci sono delle cose proprio nero su bianco. Fatto un test, sono celiaco, ok, il glutine non lo mangerei più in vita tua. Sono intollerante al lattosio, ho fatto l'analisi giusta da fare, lo togliamo, altrimenti poi vale la pena, quando l'infiammazione è sotto controllo, avere una dieta varia equilibrata come tutti. Certo, certo, poi è common sense, no? Si dice sempre. Ho avuto una cliente tempo fa che soffriva di fibromialgia, aveva già ehm,
era già stata seguita da un nutrizionista, aveva fatto una sorta di eliminazione di prodotti, delle parti dei prodotti che non venivano digeriti e non davano comunque quei sintomi richiesti. E poi il problema è che è rimasta così con quella dieta, con quel regime per molto tempo, e quando ritornava magari al pomodoro piuttosto che a varie farine, no? Aveva di nuovo il problema, cioè di nuovo il sintomo di dolori diffusi. ehm, e questo è proprio il problema, credo, all'inizio, che uno pensa, allora è veramente solo quel particolare prodotto che mi dà problemi. Ehm, come si usa, come si reintegra il prodotto dentro la dieta? Cioè, sì, una alla volta, due insieme, perché magari qualcuno che adesso ha già seguito una dieta, gli ha dato dei benefici, ma vorrebbe tornare poi anche indietro. Cosa diresti tu a queste persone? No, no, ottimo. È un argomento molto interessante, Ale, questo perché nei diversi protocolli cosa succede? Pensiamo anche alla dieta Low Food Map o come dicevamo prima, elimino il glutine perché sto male, ma poi hai detto di tornare a una dieta varia ed equilibrata. La parte di reintroduzione è fondamentale gestirla nella maniera, almeno io sono abbastanza preciso e meticoloso. Se tu togli completamente facciamo un esempio pratico, togli completamente la pasta, il pane e poi decidi di reinserirli, non puoi mangiare una porzione intera subito, è lì che ricaschi nel dolore, nel fastidio, eccetera, Mm, eccetera. Cosa si va a fare? Piccole dosi, magari in carico, si può fare così, magari parto da un banale 20 grammi nel mio pasto, 20 grammi di pasta associati a 8 grammi di pasta senza glutine, quindi quella che è una porzione standard da 80 grammi, facciamo un 60-20 e poi man mano vado ad aumentare, magari per 3 giorni di fila faccio una prova da carico, che ne so, faccio 20, 40, 60 con la pasta con glutine. Per andare a scoprire, riesco a gestire una porzione completa, non riesco più a gestire una porzione completa, la mia tollerabilità magari si ferma a 40. Quindi non eliminerò mai il glutine dalla mia vita, ma devo fare attenzione alla porzione che mangio. Tendenzialmente si fa così, ok, tipo con i FODMAP che si usano per la fibromialgia o comunque in caso di disbiosi intestinale, cosa devo fare? Togli tutti i FODMAP che sono zuccheri fermentescibili, diversi alimenti li contengono, la frutta, verdura, latticini, glutine, comunque una gamma ampia di alimenti. Quindi cosa fai? Stare a vita con una dieta così è pesante, lunga. Cosa si va a fare? Eliminazione, reintroduzione, mantenimento, ma in tutti i protocolli, ma anche ad esempio, fammi dire, l'allergia al nickel, si fanno queste cose qui. Il nickel è ubiquitario, può essere presente anche in questi casi dove c'è un'infiammazione, può subentrare l'allergia al nickel. Quindi mhm, poi ora stiamo entrando in argomenti un po' più specifici. Fatto sta che la fase di eliminazione ha sempre una reintroduzione e mantenimento, perché tu devi capire nel lungo periodo cosa riesci a tollerare o no. E l'errore principale è tolgo tutto, butto di nuovo dentro tutto come se non fosse successo niente. Ecco, lì ricaschi, sicuro. chiaro. È come iniziare a fare una corsa subito dopo magari una frattura, ok? Si va sempre di graduale. E immagino che, come hai detto tu, è la stessa cosa nella nutrizione. Ho qui un punto riguardo agli integratori. Molti dei miei clienti, delle persone che seguono i miei canali social o comunque il mio podcast, assumono degli integratori o hanno avuto dei benefici dall'assumere degli integratori per il dolore, ok? Esempio, vitamina D o magnesio. Ci sono, secondo te, questi sono... Innanzitutto vorrei capire come una persona potrebbe dire, ok, vado a fare una visita riguardo al magnesio, riguardo alla carenza di magnesio. Non so neanche se questo ci sia.
so che per la vitamina D c'è. Vorrei farti appunto la domanda sul capire quali sono gli esami, secondo te, nel tuo caso, o quali sono gli integratori da prendere in considerazione, perché ce ne sono talmente tanti, se ne parla tanto di vitamina D, ma magari ci sono altre cose o magnesio, ma ci sono altre cose che bisogna prendere in considerazione. Ok, sì, ti rispondo ai primi due punti, vitamina D e magnesio. Sì, Esame ematochimico sulla vitamina D e anche sul magnesio. Sul magnesio a livello però del plasma, quindi in analisi del sangue, la difficoltà quale sarebbe di avere un falso negativo, nel senso a livello poi del plasma un valore che sembra ottimale, ma io continuo a sentirmi male o comunque avere della problematica. Io parlo a livello di evidenze scientifiche. Sì, ci sono delle integrazioni che possono essere usate in diverse patologie e sindromi. Quindi facciamo degli esempi pratici. Allora, fibromialgia, tendenzialmente vitamina D, magnesio, vitamine del gruppo B, zinco, selenio, folati, se ne utilizzano diverse. Omega 3, sì, ma l'omega 3 tocca diversi punti perché comunque l'azione antinfiammatoria per andare poi anche a strutturare bene la funzionalità di membrana cellulare ha un diverso potenziale l'omega 3. Quindi è da tenere in considerazione anche nelle nostre artrite o anche a livelli come l'emicrania. Quindi l'omega 3, diverse sfaccettature, dato che non tutti hanno un'alimentazione con una buona presenza di pesce, valutare l'omega 3 ha senso, ha ok. senso. Anche per molti sportivi, anche per molti sportivi ha senso. Altri integratori, ad esempio, che sono sempre da valutare col medico, ricordiamocelo, questo lo dico sempre ai miei pazienti. Io vi do un suggerimento di integrazione, ma la valutazione finale chiedete sempre al vostro medico. Perché? Perché vi segue, sa tutto lo storico che magari il nutrizionista non sa. Quindi ci tengo a precisarlo, noi possiamo dare dei suggerimenti che possono anche andare a migliorare lo stile di vita del paziente, però valutazione finale è sempre di un medico. Quindi il potenziale delle evidenze scientifiche notiamo curcumina, quindi che ha un'azione antinfiammatoria e sull'artrite reumatoide l'ho spesso suggerita, buona funzionalità. Devo dire che sull'artrite reumatoide ci sta. Boswellia serrata, si utilizza in diverse occasioni. Qual è Eh, quest'ultima che hai detto? Qual è Boswellia che serrata. non la conosco? È una pianta, ora l'origine non mi ricordo, ma mi sembra sull'orientale, dovrebbe derivare da Mhm. lì. Comunque ha un'ottima funzionalità perché si prendono gli estratti che sono gli acidi boswellici e hanno un'azione antinfiammatoria perché vanno un po' a contrastare quello che è lo stress ossidativo. Ok, Tendenzialmente è sempre in associazione magari con la curcumina in molti prodotti, non in tutti, ma in molti sì, e è stato visto che comunque questa azione qui va a contrastare la parte di infiammazione, quindi viene utilizzata. Io in fibromialgia a qualche paziente l'ho suggerita, alcuni medici hanno detto di sì, altri di no, ma come ho detto prima, il medico per me è l'ultima parola, quindi si fa sempre quello che dice lui. Zenzero è stato visto anche dalle evidenze scientifiche buono. Sempre, tutti questi vediamoli come azione antinfiammatoria abbastanza generalizzata. Anche l'assunzione magari di tè verde o camomilla mhm. è stato visto che anche loro, perché ad esempio nel tè verde le epigallocatechine, che sono delle molecole contenenti nella bevanda, svolgono un'azione antiossidante e antinfiammatoria. Quindi Ok, sì, sì. Anche l'acido oleico, quindi olio extravergine di oliva, in minima parte, in base alle evidenze scientifiche, però in minima parte, comunque l'utilizzo di olio evo è suggerito. ok, ok, interessante. Abbiamo parlato di stress poco fa. Ah,
come secondo te c'è la nutrizione si lega quindi alla salute mentale? Perché questo è un grande, è una connessione molto importante da fare, del sistema nervoso e nelle patologie quindi croniche come per esempio la fibromialgia o comunque dolori cronici che non sono di tipologia specifica di una struttura danneggiata, ma quindi proprio di dolori diffusi, hanno appunto un sistema nervoso ipersensibile. Questo ne parlo spesso di cosa vuol dire sistema nervoso ipersensibile. Lo stress in generale crea questa ipersensibilità. Quindi dal punto di vista della nutrizione, come può la nutrizione creare, quindi aiutare a sentirsi meno stressati o comunque gestire lo stress? Ok, Ale, ti dico che andiamo a toccare quel bellissimo argomento che si chiama asse intestino-cervello, perché allora ci sono molte connessioni, hai parlato di sistema nervoso centrale, quindi tutta la linea del nervo vago anche, e ci sono delle connessioni, l'evidenza scientifica ormai dal, se non erro, 2008, che sono iniziati dei bellissimi studi e tuttora vengono portati avanti perché è un argomento ancora nuovo, quello del microbiota, dell'asse intestino-cervello, quindi man mano emergono sempre più evidenze scientifiche. Il fatto è questo, che noi dobbiamo pensare i due cervelli sempre in connessione tra loro e c'è quella che è chiamata anche neuroinfiammazione, quindi un qualcosa che immaginiamo a toccare il sistema nervoso centrale anche a livello cerebrale ed è stato visto questa connessione qui, ad esempio, è stata vista anche, l'ho portata nelle mie tesi, nell'Alzheimer, nel morbo di Parkinson, quindi la funzionalità tagliale a livello cerebrale viene intaccata. E cosa possiamo fare dal punto di vista alimentare? Banalmente, se non ci sono problematiche intestinali, una dieta mediterranea, che è il nostro patrimonio, dovrebbe essere rimessa in pista. Perché? Perché avere un'alimentazione ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi, olio extravergine, movimento, convivialità, fare pasti non troppo ricchi, ma frazionati nella giornata, quindi si rientra di nuovo nella restrizione calorica. Ecco, ci sono diversi aspetti che abbiamo toccato e questi vanno a dare un beneficio a livello della salute per noi esseri umani. Quindi eh, sull'asse microbiota intestinale cervello, noi se pensiamo al nostro microbiota, cosa possiamo andare a ragionare? Abbiamo un patrimonio di batteri che vive dentro di noi nel nostro intestino. Quindi, come spiego ai miei pazienti, la faccio un po' banalotta. Noi abbiamo un pool di batteri che sono buoni e cattivi. Se noi facciamo tutto bene e manteniamo i buoni più alti di numero rispetto ai cattivi, noi stiamo bene. Quando i cattivoni però prendono un po' troppa residenza nel nostro intestino e iniziano a buttare fuori i buoni, e allora lì iniziano le problematiche. Quindi tendenzialmente, cosa noto? Gonfiore addominale e diarrea nella maggior parte dei pazienti. Stipsi in altri o algo alterno, però la maggior parte arriva. Dottore, albo diarroico, è un mese che sto così, non ne posso più. Ci sta, lo capisco perfettamente. E lì cosa si va a ragionare anche su un'integrazione con probiotici. Quindi sulla domanda di prima ho aspettato un attimino perché ne ero sicuro che parlassimo dell'asse intestino-cervello, anche come integrazione valutare probiotici o se in presenza magari un po' di stitichezza anche di prebiotici o comunque l'integrazione di fibre. Perché? Perché questo va a coadiuvare tutto l'altro lavoro. Tanto in linea generale, se l'intestino non sta bene, tutto il resto non va. Quindi è un punto cardine, ma ne parlo sempre anche con pazienti che non hanno sindromi, ma vogliono fare un percorso anche di ricomposizione corporea, perdita di peso, dimagrimento. Quindi il discorso qual è? Se l'intestino lavora bene, riusciamo a fare anche un percorso di perdita di peso ottimale. Se il tuo intestino non va, non riusciamo a ripristinare la sua funzionalità correttamente, andrà un po' tutto a rilento, quindi è molto importante il focus.
quindi ci sono delle integrazioni con Lactobacillus, Bifidobacterium che possono andare ad aiutare. È ancora un mondo particolare, nel senso che in alcuni soggetti magari un'integrazione con probiotici non fa effetto. Cioè, c'è da Mm. tenere in considerazione questa cosa qui. Non è scontato di dire, ah, prendi questo, boom, questo sicuro. C'è sempre il punto di domanda, perché c'è chi è più o meno sensibile, oppure quando si arriva da farmacoterapie molto molto lunghe e ripristinare la microflora intestinale dopo anni che prendi determinati farmaci non è così semplice. Certo, non avevo pensato appunto a questa cosa qua del farmaco, che comunque agisce sulla flora, giusto? Sì. Beh, ci sono gli antibiotici, in questi casi sono i primi, no? Che vanno a distruggere quelli buoni, come si dice, come hai detto tu, quelli buoni. Quando parliamo di probiotici, parliamo quindi di banalmente yogurt, giusto? No, in quel senso lì parlavo O proprio sono i di... prebiotici quelli? Perché non ho mai capito, mi confondo sempre tra prebiotici e probiotici. vedila così. Allora, il probiotico sono a livello di integrazioni. Si studia questo prodotto con specifici ceppi batterici che possono andare a coltivare e far vincere i nostri buoni a livello intestinale. Quindi Mm. i probiotici, pensa, batteri buoni che vengono ingeriti, arrivano vivi a livello intestinale e iniziano comunque a proliferare e cercare appunto di coltivare la flora buona, i nostri Ok. buoni. I prebiotici, passatemi il termine mangime, però è come se dessimo un input, un mangime al ceppo batterico buono per crescere. Quindi delle volte le associazioni di pre e probiotici sono ottimali perché magari crei la condizione migliore di crescita per il ceppo batterico buono. Quindi vediamola così, è come per noi mangiamo, siamo attivi, il prebiotico aiuta il probiotico a crescere. Mhm. Ok, ok, chiaro, Sì, chiaro, poi chiaro. in alcuni prodotti, hai menzionato yogurt, sì, in alcuni prodotti, come non so, lo yogurt, il kefir, ad esempio, sono prodotti fermentati, quindi hanno dentro dei ceppi batterici che sono intrinseci alla lavorazione del prodotto, che sì, se arrivano vivi nel nostro intestino, però non ne arriva la maggior parte, hanno comunque una funzionalità positiva, ma Ok. come anche, che ne so, per dire i crauti, che è una verdura fermentata, hanno comunque delle funzionalità nel nostro tratto gastrointestinale positiva, se non Mhm. ci sono problematiche, positiva, per permettere comunque una crescita microbica positiva. Ok, ok, chiaro. Quando abbiamo parlato adesso di yogurt, una cosa che vorrei che ne parlassi tu riguardo ai grassi. Ehm, Qualche giorno fa ero al supermercato, guardavo che yogurt greco andare a me piacciono proprio quella tipologia di yogurt, quale yogurt greco andare a comprare. E ce n'è diversi tipi di diversi grassi. C'è quello zero grassi, quello a 10%. Ora, c'è secondo me un mito che il fatto di avere più grassi crea grasso nel corpo. Spero che non si diffonda troppo, non si sia diffuso troppo, ma nel 2024 credo che ci sia ancora questo mito che più grasso vuol dire che ingrasso. Nello yogurt in particolare, cosa diresti tu a una persona, ok, quale yogurt scegliere in questo caso? Metti che una persona qui sente questo podcast, ho fibromialgia, ho dolori cronici, ho anche problemi di peso, magari, però mi serve magari integrare un po' di questi prodotti, cosa gli consigli? Guarda gli zuccheri, perché Guarda poi gli zuccheri, guarda gli ok. zuccheri, che sta lì, Quindi non i perché, grassi, i zuccheri, bravo. ok. No, perché ad esempio mi sono dimenticato un pezzettino. Quando prima parlavo del lavoro di Rondinelli, che è stato fatto questo lavoro stilata questa sorta di piramide alimentare. Comunque, prodotti come lo yogurt sono inseriti con un consumo giornaliero, ma come anche nella piramide alimentare. Mhm.
Quindi sì, ok, ad esempio in alcuni contesti come l'emicrania è stato visto che una dieta troppo ricca di grassi saturi, quindi tendenzialmente che sono prodotti di origine animale, può comportare un peggioramento della sintomatologia. Però se invece parliamo di grassi insaturi, quindi contenuti frutta secca, faccio un esempio, Sì. le noci sono molto ricche di omega 3, oppure prodotti di origine animale, il pesce è molto ricco di omega 3, comunque sono grassi buoni e comunque avere una buona presenza di questi grassi, quindi si sta sempre parlando di grassi, è favorevole. Quindi soprattutto l'eccesso di zucchero che in alcuni contesti fa peggiorare la sintomatologia e quindi su quello che sono latte, yogurt, cioè, almeno che non ci siano problematiche intestinali dettate da questi prodotti, assumiamoli. Dobbiamo Mm. fare magari maggiore attenzione a carni processate, carni lavorate, allora sì che lì l'introito di grassi saturi è troppo elevato, o comunque banalmente avere un eccesso nella propria alimentazione. Mangio spesso in quantità alte carne rossa, perché la carne rossa lì anni fa si parlava sai, dell'incidenza tumorale delle carni Sì. rosse. Il messaggio fuorviante e sbagliato è stato di parlare di carni rosse in generale. Cioè, la carne rossa in sé, in una giusta quantità, in una dieta equilibrata è prevista, e la carne rossa processata, quindi tutte le carni lavorate che comunque vanno a incidere in maniera Mhm. negativa sul tumore al colon, per dirtene una. È sempre l'eccesso, quindi la moderazione, diciamo che nella nostra alimentazione la moderazione è un punto cardine. Quindi consumiamo yogurt, consumiamo questi tipi di alimenti, assolutamente sì, come dicevo, a meno che non ci siano problematiche dettate dal prodotto. Certo. Facciamo attenzione allo zucchero, perché l'eccesso di zucchero, ad esempio, non c'entra, ma comunque c'entra nel dolore cronico, nell'infiammazione di basso grado. Oggi, 4 marzo, è la giornata mondiale dell'obesità. Dati preoccupanti per gli addetti ai lavori, aumento e comunque un eccesso di peso in quello che stiamo parlando oggi, delle volte collima come cosa e aumenta il grado di infiammazione, quindi facciamo attenzione. Cioè, sulle nostre artrosi del ginocchio, fammi dire, o su alcuni trattamenti di artrite, cioè, vedi che comunque c'è un peso eccessivo sul paziente, lavoro coordinato di entrambi, io però devo farti perdere un po' di peso, devo abbassarti l'infiammazione, se no non usciamo vivi. Quindi c'è Certo. una connessione, tendenzialmente una dieta squilibrata, con eccesso proprio di zuccheri. Quindi molti dei miei pazienti, ah, quindi yogurt solo quello bianco? Sì, ma aggiungiti la frutta a parte, che almeno non ci sono dolcificanti magari inseriti nel prodotto, perché dal punto di vista, se la ragioniamo dal punto di vista delle industrie alimentari, cioè tutto quello che loro inseriscono nel prodotto deve essere favorevole all'appetibilità del prodotto e la shelf life. Quindi io metto fuori sul mercato un prodotto che è buono, la gente lo compra e magari do un tempo di vita lungo per farlo stare anche un tot A tempo sul scadenza. mercato. Mhm. Certo, se la ragiona dal punto di vista poi di un professionista come me, nutrizionista, dico alto, perché se tu hai sempre, costantemente un eccesso di questi prodotti con questi quantitativi di zuccheri, facevano l'esempio dello zucchero, non è lo zucchero in sé, per una minima quantità, un 5 grammi, così una minima quantità nella giornata la possiamo assumere, ma se noi invece non facciamo attenzione alla qualità di quello che mettiamo nella giornata, c'è un eccesso, vi assicuro che è lì il problema. Ok, ok. Quindi guardiamo lo zucchero, non guardiamo troppi grassi perché non sono sinonimo di infiammazione o problematiche varie, a meno che non parliamo di, prodotti raffinati o processati. Un'altra cosa, un altro prodotto che se ne parla molto, non ci sono forse troppi studi scientifici, è quello del caffè. Cosa del caffè rispetto al dolore, ok? La connessione caffè e dolore cronico. Una dei primi dolori che mi vengono in mente sono l'emicrania, mal di testa, emicrania, cefalea.
So che in ambito sportivo viene usato come integratore, giusto? O come Sì. stimolante. E lì ci sono veramente degli studi scientifici che ci dicono che è favorevole il caffè alla prestazione fisica. Cosa ne pensi tu riguardo invece al dolore o all'infiammazione in generale? Allora, sì, dal punto di vista sportivo, almeno mi collego quel pezzettino, comunque anche l'EFSA, che è una delle maggiori autorità europee sulla sicurezza alimentare, ha definito un consumo sicuro di 200 milligrammi di caffeina al giorno. Quindi sì, per lo sportivo poi ci sono tutto un sacco di benefici sui livelli di attenzione, senso della fatica e quant'altro. Piccola parentesi. Ma guarda, a livello di emicrania ti dico, purtroppo non ci sono grossissimi studi, evidenze che qualcosa è stato fatto, qualcosa si trova, ma credo che la chiave, come dicevo prima, sia la moderazione, perché magari un eccesso può avere una stimolazione eccessiva, soprattutto magari a livello ideale, neuronale, e magari sta lì. Se io do una stimolazione eccessiva, quindi eccito troppo a livello neuronale le cellule, magari c'è una peggioro quello che è il grado di infiammazione cerebrale, che è stato visto nell'emicrania, cioè c'è un grado di infiammazione talmente alto, si sviluppa la sintomatologia e poi un lavoro coniugato di entrambi, c'è ad esempio, parlando di emicrania, la moderazione che si può fare è addirittura avere per un periodo limitato una dieta chetogenica. Lì sì, è stato visto da diversi studi che il paziente può avere un miglioramento. Quindi, quello che dicevamo prima, addirittura una dieta ricca in grassi, però sono grassi buoni nella chetogenica, non sono grassi saturi. Quindi vedete come non è il singolo macronutriente o la singola molecola che può essere inficiata, ma la qualità anche. Quindi sulla dieta chetogenica che è alta in grassi, bassissima in carboidrati, normoproteica, e ci tengo a sottolinearlo perché poi viene definita sempre come una dieta iperproteica, che non è, può avere dei benefici sull'emicrania, quindi è stata utilizzata e poi da lì, come in tutti i protocolli, tolgo carboidrati, non posso pensare di faccio la keto, bam, via, boh, ributto tutto dentro perché poi lì si perde. Certo. Si reintrodurrà in maniera graduale quelli che è il quantitativo di carboidrati fino a un introito normocalorico per il paziente e si dovrebbero vedere proprio dei miglioramenti, ecco. Mm. Ho utilizzato, mh, ho seguito la dieta chetogenica per diversi mesi, giusto per provarla. Ho provato veramente tutte le diete, probabilmente, almeno non tutte, ma molte delle diete, chetogenica, vegetariana, vegana, normale, tra virgolette normale. E quella che mi dava meno stress, che in questo momento utilizzo, non è veramente una dieta, ma è diciamo, uno stile probabilmente di vita. È il digiuno intermittente, nel senso io mangio tutto, adesso nella mia, parlo per esperienza personale, mangio tutto, ma da mezzogiorno in poi. E cerco di finire, diciamo, l'ultimo pranzo alle 7, alle 8 della sera. Non è facile la mattina perché le prime volte comunque tendo ad avere, non so, non dei crampi, ma comunque sento che lo stomaco vuole qualcosa, no? Non lo faccio quando faccio sport, se faccio sport mangio la mattina. Come la... mi sono agganciato a questa cosa del digiuno intermittente perché ho notato che le diete in generale, non so se come magari le vedi tu, sicuramente tu le vedi in modo diverso, per il paziente, per la parte, diciamo, nostra, del cliente, potrebbero creare un po' di stress. Oh, ma devo fare questo, devo fare l'altro, devo seguire questi grammi o questo modo di mangiare. E invece il digiuno intermittente mi lascia un po' più libero e ho notato comunque dei benefici. Io comunque non ho problematiche adesso di nessun tipo. Tu hai sentito, Manuel, magari che il digiuno intermittente può dare
dei benefici su particolari problematiche. Sì, sì, sì. A livello di evidenze scientifiche comunque c'è stata una bellissima review che ho letto di recente e così facciamo magari una chiacchierata più ampia su questo. Cosa hanno fatto in questa review? Hanno preso diversi protocolli, approcci alimentari e vedere quali erano i benefici. Mm. Sul digiuno intermittente, dato che l'abbiamo menzionato, ne parliamo in primis. Sì, ci sono delle evidenze scientifiche, perché? Perché comunque va a regolare tutto un aspetto, oltre all'infiammazione, anche sull'ematochimico, quindi la glicemia si abbassa, eh, sul comparto anche del colesterolo ci sono dei miglioramenti, dove l'LDL, che è sempre il cattivo, c'è sempre un cattivo e un buono, delle volte in alimentazione, ma prendiamo sempre con le pinze queste cose, però l'LDL, che è definito il colesterolo cattivo, si riduce con un potenziale miglioramento però qui le evidenze sono un po' non tutte sulla stessa linea, un potenziale aumento dell'HDL. Però la cosa positiva è che l'LDL si abbassa. L'HDL poi lo facciamo aumentare magari con una sana alimentazione e del regolare movimento, che quello ci tengo a dirlo. Su tutto questo che vi dirò, se non colleghiamo mai della sana attività fisica, che poi deve essere mirata per la persona in questo caso, non ne usciamo, perché tutti gli studi, in tutti i protocolli magari alimentari che adesso vi descriverò, i miglioramenti maggiori erano dettati da protocollo alimentare abbinato al movimento. Non ne usciamo, eh. Cioè, ma io lo dico sempre ai miei pazienti, se non ci Sì, muoviamo qua, facciamo metà dell'opera. Quindi sul digiuno intermittente sì, sono stati visti diversi miglioramenti e quello che mi dicevi prima, tu magari vedi le diete in diverso modo perché comunque fai quello di mestiere. Allora, io quello che ti posso dire, Ale, è che bisogna comunque cucire addosso il protocollo alimentare per la persona che è di fronte, perché ci sono, diciamo, sempre, eh, fin dove è possibile, diversi magari approcci alimentari che possiamo utilizzare sulla stessa persona. Quindi fammi dire, ognuno di noi ha una vita, ha degli impegni, famiglia, lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Magari io propongo il digiuno intermittente a te, e tu mi dici, sì, devo dire che potrebbe collimare con la mia vita, riesco a gestirla bene, lo faccio. Un'altra persona ti dice, io non me la sento perché, ma anche solo per un fattore psicologico, io al mattino se non mangio non carburo. Se tu sei convinto di questa cosa qui e la vedi come uno stress, io perché devo darti uno stress in più? Magari potrebbe essere anche la cosa giusta per te fare quel digiuno intermittente, ma se tu la vivi male, quindi l'approccio mentale al protocollo alimentare, io lo tengo sempre in considerazione. Perché? Perché se tu in primis non ci credi in quello che stiamo facendo, certo. non lo seguirei mai, non lo seguirei mai. Quindi sì, quindi bisogna fare la cosa giusta per la persona. Poi per carità, in alcuni magari spronarli a fare qualcosa perché certi sono un po' pigri su questo aspetto, quindi cerchi di spronarli. Però se proprio li devi mandare in tilt con un protocollo alimentare, io preferisco avere sempre il piano B, come dico sempre. C'è sempre un piano B. Proviamoci, perché magari Sì. devi essere spronato, però sì, comunque devo dire che sul digiuno intermittente ci può stare, ci sono diversi approcci, tipo il tuo è un classico 16-8, quindi 16 ore di digiuno, 8 ore di alimentazione e nel tuo caso si sta in normocalorica perché mangi quello che vuoi in quella Sì, fascia oraria. Ci sono diversi tipi di digiuno che magari possono essere, e ci tengo a dirlo, sempre valutato con un medico. Io quando lo propongo dico, prima di, si parla col tuo medico, se il tuo medico è d'accordo, si fa. Ma anche come la dieta chetogenica, non può essere venduta così, boom, 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 ma sì, 12 kg devi perdere, chetogenica, subito, via, pa, 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 alt. Perché ci sono sempre dei fattori di salute da tenere in considerazione con diversi approcci alimentari. Quindi no, però ci tengo, una cosa che ci tengo perché almeno il mio modus operandi è così, se devo fare qualcosa che potrebbe andare a incidere sulla salute del paziente, prima parliamo col tuo medico di riferimento. Il medico ci dà l'ok, si fa questa cosa qua. Se il medico non ci dà l'ok, come dico sempre, c'è sempre un piano B. Magari sarà più lungo in alcuni momenti, più faticoso, ma si fa quello che
e migliore per la tua salute. Su questo aspetto sono imprescindibile, e non farò mai qualcosa che possa incidere in maniera negativa sulla salute del paziente. Chiaro. Altri tipi di digiuno, scusate se mi sono dilungato, e magari 5 giorni di alimentazione, 2 di digiuno, dove si va a incentivare però l'idratazione costante nella giornata per mantenere comunque un po' di equilibrio. Quello su un protocollo di questo tipo, se l'idratazione è fondamentale per tutti noi, in quelle 2 giornate dove non si mangia e si va anche a depurare un po', passatemi il termine, l'apparato gastrointestinale, assolutamente sì. Ma diciamo che io e Ale siamo amici grazie alla pratica dello yoga, quindi su quella parte lì ci sono diversi, anche nei testi sacri si parla di digiuno come un qualcosa che possa andare a creare il detox, che a tutti piace riempirci la bocca con questo termine, però sì, una funzionalità detox, vediamola così, sull'apparato gastrointestinale o anche a livello mentale, il digiuno lo fa. Deve essere protratto per un periodo giusto al paziente, per quello poi non si può parlare solo di ayurvedica o quello che sono i concetti dello yoga che tanto ci piacciono, ma poi c'è la salute, quindi si parla di Certo, medicina, eccetera, eccetera. certo. Altre cose che ti posso dire, Ale, su questa bellissima review, ma è stata presa in considerazione anche la dieta vegetariana o vegana, Mhm. e magari va tanto di moda in alcuni momenti dell'anno o degli anni scorsi, ha una funzionalità perché comunque andando ad eliminare prodotti di origine animale e nella dieta vegana in assoluto, perché nella vegetariana magari si toglie, sul puro vegetariano toglie carne e pesce, quindi latte e uova te le mangia. Cosa è stato visto? Che alla fine andare a eliminare determinati tipi di acidi grassi saturi in eccesso, soprattutto dei prodotti contenenti carne, aveva un miglioramento sull'ematochimico, magari era quell'eccesso dell'alimentazione di prima che ti abbassava l'infiammazione, ma come vi dicevo, il dato migliore di miglioramento sul processo infiammatorio, qual è stato? Un movimento associato alla dieta vegetariana. Altre cose che sono state fatte è arricchire la dieta con prodotti ricchi in omega 3, quindi addirittura era uno studio che prendeva dati dall'Asia perché c'era l'olio di grasso di foca che è bandito sia in America che Mhm. in Europa, però in alcuni paesi asiatici si faceva. Quello che era congruo alle nostre leggi era l'olio di fegato di merluzzo, che i nostri genitori lo ricordano con tanto odio, ma comunque, ad esempio, arricchire di omega 3 la propria alimentazione favorisce un'infiammazione controllata, favorisce dei miglioramenti ed è quindi utile. Eh, L'eliminazione di alcuni eccessi, ad esempio la dieta occidentale è molto ricca in sale, molto ricca in zuccheri, cosa è stato visto? Che togliere ad esempio sia gli zuccheri che il glutammato favoriva dei miglioramenti soprattutto in fibromialgia. Mm. Quindi sono queste sostanze esterne in eccesso che magari il corpo non vede bene. Togliere queste sostanze qui, ad esempio, favoriva soprattutto in fibromialgia dei miglioramenti sulla sintomatologia del dolore. Quindi ottima cosa. Dieta mediterranea, assolutamente top, miglioramenti a dismisura. E chetogenica ne abbiamo parlato, sull'emicrania favoriva. Sull'integrazione, mi sono dimenticato prima, ma mi collego adesso che mi è venuto in mente. È stato visto in alcuni contesti magari la vitamina E, però anche lì sono vitamine presenti soprattutto nell'olio. Come dicevo, forse più che un'integrazione di vitamina E, ma quella si può considerare su alcune problematiche specifiche dove magari è presente anche un'obesità, però arricchire la propria alimentazione se si scarsi con olio extravergine di oliva ci permette di avere anche la vitamina E e questo va a migliorare l'aspetto contro l'infiammazione, perché poi
soprattutto alcune vitamine come la C, la E, che hanno un'azione antiossidanti, non è che si pensa, c'è davvero, però si pensa che più ne prendiamo meglio è, e invece no, perché dall'azione antinfiammatoria con un eccesso si va in azione pro-infiammatoria, quindi carichiamo ancora di più questo incendio che abbiamo dentro come infiammazione. Perché quello è il problema, quando c'è un'infiammazione cronica di basso grado, noi andiamo a mettere benzina sul fuoco se non facciamo attenzione a determinati punti cardine. E lì il discorso, perché l'alimentazione può essere d'aiuto? Per non andare ad aumentare l'infiammazione, perché più aumenta e peggio stiamo. Sì, certo, poi alla fine, come abbiamo ripetuto tante volte, questo podcast è lo stile di vita, bisogna pensare alla persona, l'integrazione mente-corpo con vari fattori, non c'è solo il fattore nutrizione. Meno male che sono contento che l'hai ripetuto più volte perché anche quando nel mio percorso Neurobalance, che è il mio videocorso per i dolori cronici, dove c'è un aspetto, diciamo, psicologico, dove si va proprio a lavorare, non è che la mindfulness, per esempio, fai mindfulness e allora sei a posto. No, perché c'è la mindfulness, il movimento fisico, la nutrizione, la gestione dello stress, quindi anche quello che pensi, come hai detto prima tu, quello che pensi poi da il come pensi di una cosa, per esempio, questa dieta so che mi fa bene. Ok, quello è già un grande primo step che ci dice ok, probabilmente poi veramente la dieta funziona nel tuo caso perché ci credi. La credenza si lega comunque all'outcome, al risultato. Penso che abbiamo parlato di tutto quello che volevo. Ci siamo, abbiamo parlato di integrazione, abbiamo parlato di diete, abbiamo parlato di stile di vita in generale. Tu, avendo fatto yoga, appunto, non ti occupi sicuramente solo della parte, della dieta, ma anche poi tutta la parte anche mentale, anche se non è magari parte del tuo lavoro, ma sicuramente la integri, sono sicuro. Dove la gente può andare a leggere qualcosa in più su di te o magari su altri blog che secondo te potrebbero aiutare le persone? Perché tu da professionista, magari anch'io da professionista nel mio campo, vado sugli articoli scientifici. Magari una persona normale, diciamo, che non fa questo di lavoro, mh, vorrebbe andare semplicemente a leggere qualcosa di attendibile, perché c'è molto ovunque su internet, vai su Google e lo puoi scrivere, cioè puoi scrivere qualsiasi cosa, ma non si sa poi l'attendibilità. Dove ti informi tu, Manuel? Vabbè, ehm, dove ti informeresti tu se fossi una persona normale, diciamo, normale, non professionista nel tuo campo? No, no, Ale, è difficile come cosa, nel senso che noi addetti ai lavori ci informiamo sui vari database scientifici, quindi banalmente uno può usare PubMed, Scopus, anche Google Science, hai un po' di articoli scientifici, magari vai a vedere soprattutto quando si parla di revisioni sistematiche o meta-analisi, però capisco che per l'utente medio sia difficile capirlo, per noi potrebbe essere pane quotidiano. Comunque, si va a vedere gli articoli scientifici con l'impact factor più alto, o comunque meta-analisi e revisioni sistematiche, come dicevo, perché sono quelle che a livello scientifico hanno il maggior valore, uno si informa lì e si suggerisce. Ah, quello che ti posso dire è che magari banalmente io ho il mio sito internet, quindi rutinariamente pubblico comunque degli articoli o delle ricette per variare un pochettino. Mettiamo il tuo sito nella descrizione, tra l'altro. Se per le persone che sono interessate lo metteremo nella descrizione di questo video. Certo, volentieri. E magari lì, appunto, l'idea comunque ne avevamo chiacchierato di fare un articolo dove si parlava dell'alimentazione legata al dolore cronico, verrà inserito. Quindi ci sono molti colleghi, oltre a me, ci sono molti colleghi che sono interessati all'argomento e ad esempio.
il dottor Francesco Garritano, per fare un nome, è comunque un professionista con la P maiuscola, nel senso che quando studiavo all'università comunque era un buon riferimento, o comunque ci sono diversi colleghi che ne parlano, magari sui loro siti internet, ad esempio, ci sono degli articoli, ma sì, o sono stati anche fatti dei libri, comunque ci sono molti colleghi, anche professionisti, che parlano di questi casi e hanno scritto magari dei libri dove anche noi addetti ai lavori comunque ti informi, li compri perché comunque è sempre bello imparare qualcosa di nuovo. Poi la scienza va avanti, la parte bella della scienza, sono molto affascinato da questo e per questo che faccio questo lavoro, si va sempre avanti con la ricerca, non è che se abbiamo scoperto qualcosa sulla nutrizione, boh, ciccia ragazzi, il lavoro è finito, ci vediamo tra 100 anni, magari cambia qualcosa, no. Ogni anno magari si fanno delle revisioni o si scopre qualcosa di nuovo e quindi si inizia a instaurare diversi studi su quell'argomento lì. E quindi Sì, bisogna un attimino prendere le cose, come dicevi tu, con le pinze, perché ormai tutti abbiamo la possibilità di scrivere qualcosa e pubblicarla, e a livello di social delle volte questo lavoro qui viene fatto male, perché sono comunque persone non addetti ai lavori che iniziano a dirti, ah, sicuramente se mangi così, vai, tranquillo, tutto a posto, e altri, poi te li ritrovi in studio. E poi, tra virgolette, devi mettere a posto i casini, perché comunque hai avuto la possibilità di dire la tua, ok, sei in un paese democratico, però io penso che su determinati argomenti di salute sia meglio ascoltare i professionisti, perché magari hanno un razionale scientifico e ti dicono le cose perché in quel momento è una cosa positiva per te. certo, certo. Sì, sì, sì. Ci Quindi sono andare degli... a vedere, andiamo a vedere l'attendibilità dell'informazione. Se non sappiamo dell'attendibilità, affidiamoci a delle consulenze. Infatti volevo appunto chiudere questo podcast dicendo, ok, se vogliamo fare qualcosa e non vogliamo perdere tempo, spendiamo, investiamo su una consulenza o più consulenze, facciamo prima, perché nonostante magari questa cosa, nel mio caso io sono appassionato comunque di nutrizione in generale, mi fa piacere leggere, ma perdere veramente tanto tempo a dire, ok, qual è la dieta giusta per me? Vado da Manuel e chiedo, Manuel, vediamoci, se tu lavori anche online, giusto? Sì, 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 sì. E prendi una consulenza. Questo è quello che posso io da esterno dire, che sia Manuel, che sia chiunque altro nutrizionista, ecco. Dove possono quindi trovarti, Manuel? Sul sito web. Vuoi dire qual è il tuo sito web? Lo scriverò anche nella descrizione. Sì, sì, no, ma ci tenevo a dire una cosa, Ale, poi darò tutti i miei riferimenti. Il Sì, lavoro multidisciplinare, soprattutto in queste casistiche, è fondamentale, perché il mio lavoro, senza il tuo lavoro, o senza magari il lavoro di uno psicologo, o anche di un personal trainer, perché come dicevo, il movimento è fondamentale, non andiamo da nessuna parte. Capisco che delle volte è un po' difficile da comprendere, perché magari la persona viene da te o viene da me con l'obiettivo di migliorare, però poi io sono anche ripetitivo durante le visite e dico sempre, abbiamo iniziato a fare qualcosa col fisioterapista, abbiamo iniziato a fare qualcosa di allenamento, perché? Perché tanto il mio lavoro, senza alcuni aspetti, non va avanti, cioè si ferma, è il sì, connubio, è il connubio. Allora, sì, dove mi possono trovare? Mi possono trovare sul mio sito internet www.granierinutrizionista.com, su Instagram granieri_nutrizionista mi trovate, o banalmente se avete voglia e bisogno di contattarmi su WhatsApp basta scrivere al dottor Veneziano che vi lascia il mio numero e via, mi potete anche scrivere su WhatsApp, non c'è problema. perfetto. Grazie, Manu. Allora, cosa volevi aggiungere qualcosa prima di chiudere questa sessione di oggi? Ma guarda, innanzitutto rinnovo i miei ringraziamenti Ale per l'invito, è stato un piacere parlare di queste tematiche, perché Veramente. comunque uno mi affascina imparare sempre cose nuove, studiare, due sulla multidisciplinarietà è il basilare ormai del mio lavoro, perché come dicevo io, senza determinati professionisti
certamente non vado avanti. Infatti collaboro in delle realtà dove oltre me magari ci sono altre figure professionali sanitarie è un lavoro unico sul paziente. Quindi quello che mi sento di dire è regolate il proprio stile di vita, soprattutto quando ci sono casi di dolori molto importanti. Quindi andare dal professionista come te, rivolgersi a me o fare dell'attività fisica, quello che ci dice la scienza è che il paziente migliora la propria sintomatologia, quindi investite sulla salute come magari si investe sullo smartphone ultimo modello o Certo. sul viaggio della vita, che per carità, ognuno con i propri soldi fa sempre quello che vuole, ma io penso e credo che la salute debba essere al primo posto. Grazie Manu. E appunto l'ultima cosa che voglio dire è che molte persone dicono io ho speso migliaia di euro, sono andato dai migliori professionisti in certi campi, ok? E poi, come penso io, Alessio o Manuel, che siamo magari giovani in questo percorso, di risolvere una problematica che magari decine di altre persone non hanno risolto. Quello che posso dire io è che magari non è il fatto che noi siamo più intelligenti di altri, perché non mi metterei sopra non fare delle graduazioni, ma semplicemente le ultime persone, probabilmente le più giovani, i più giovani professionisti sono quelli che guardano gli studi scientifici aggiornati rispetto a una persona che magari fa quello di lavoro per 20 anni, tu pensi che magari quella persona è super informata, ma la scienza cambia, la scienza del dolore, la scienza della nutrizione cambia e nel 2024 ci sono delle cose che non si fanno più da 5-10 anni e quindi non si può fare una graduatoria specialmente solo dicendo tua esperienza a 20 anni in quello che fai. E quindi quello che vorrei aggiungere è che eh, diamo valore anche ai giovani, insomma, perché non perché sono giovani non sanno, ma anzi a volte è il contrario e lo noto giorno per giorno. Quindi grazie Manu, sono contento che sei venuto e hai dato la tua prospettiva. Per gli altri ci vediamo nel prossimo podcast. Se avete domande, suggerimenti, scrivetemi nei commenti. Se volete contattare Manuel, lo trovate direttamente online. E per adesso è tutto. Grazie per essere arrivati qua e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti.